Il piano antialluvione da 1.400 milioni di euro per interventi straordinari di difesa idrogeologica presentato dai consorzi di bonifica della Regione riuniti a Mogliano Veneto interessa la rete secondaria di tutte le opere gestite dagli enti privati che, profittando delle ultime recenti esondazioni, vogliono mettere le mani avanti anche per evitare eventuali future critiche. La nostra proposta è quella di dire che questi sono i progetti, noi siamo pronti a realizzarli e sono cantierabili, per cui questo è il primo passaggio. Poi evidentemente dobbiamo fare tutti degli sforzi notevoli per fare quelle sinergie necessarie per ritrovare le fonti di finanziamento. Si conta anche sulla cooperazione dei comuni già attivata da tempo per la manutenzione delle reti idrauliche minori. Un accordo siglato alla riunione con l'Anci Veneto vorrebbe contribuire anche alla pianificazione urbanistica. Il territorio deve essere maggiormente monitorato perché i problemi irrigui sono enormi, le frane sono in corso un po' dappertutto e quindi chi ha le competenze come il Consorzio di bonifica deve essere utilizzato. La gran parte della spesa per il programma di opere di difesa idrogeologica dovrebbe essere sostenuta dalla Regione che, propongono i consorzi, vista l'attuale situazione finanziaria, potrebbe rateizzare l'impegno in 5 anni. Nel bilancio 2012 è in previsione una cifra di 50 milioni per le opere strutturali, circa una ventina per le opere di manutenzione e circa 62 milioni che sono i fondi FAS liberati proprio dal governo per la sicurezza idraulica e la tutela delle nostre coste. È una prima voce che garantirà nei prossimi anni quello che non è stato fatto mai nel passato.